TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nel pomeriggio del 29 settembre, presso la casa circondariale di Gorizia, i carabinieri della stazione di Riese Pio X hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Treviso nei confronti del 45enne residente a Montebelluna già detenuto per fatti analoghi in relazione a violenza sessuale a minorenni. Il provvedimento è scaturito dalle indagini condotte dalla stazione carabinieri di Riese Pio X con il supporto della stazione di Castelfranco Veneto in relazione a 4 episodi di violenza sessuale commessi a danni di minorenni tra il Tivoli e Castelfranco Veneto nelle scorse settimane. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe adescato le giovani vittime in luoghi pubblici frequentati da coetanei, per poi molestarle con approcci verbali e palpeggiamenti. Il quadro indiziario si è ulteriormente rafforzato a seguito dell'arresto in flagranza dell'indagato, avvenuto lo scorso 19 settembre a Riese Pio X, in occasione di un quinto episodio. Ancora cronaca. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto per 15 giorni la sospensione della licenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di un bar di Treviso, nel quartiere di San Liberale. La misura cautelativa è stata disposta all'esito di numerosi controlli e interventi effettuati dalle pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia locale, nel corso dei quali si è accertato che il locale era divenuto nell'ultimo periodo abituale punto di ritrovo di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, anche per gravi reati in materia di stupefacenti, reati contro la persona, reati contro il patrimonio e in materia di armi, circostanza che avrebbe potuto favorire la nascita di sodalizi di persone pericolose per la sicurezza dei cittadini. Per le stesse motivazioni, il locale in questione era già stato destinatario di un analogo provvedimento di chiusura per 10 giorni adottato dal questore nel luglio del 2021. Cambiamo argomento. Un nuovo piano parcheggi per Treviso. A seguito dell'accordo di massima con Parcheggi Italia è stata definita una nuova strategia operativa per la sosta e infrastrutture, volta a migliorare l'offerta di parcheggi e garantire un equilibrio economico-finanziario sostenibile. Il piano prevede interventi strategici che porteranno a oltre 500 nuovi stalli nei parcheggi in struttura della città, con un investimento complessivo da 18,5 milioni di euro. Il park di via Foscolo passerà da 200 a 460 stalli. Il park Cantarane verrà realizzato secondo un progetto aggiornato con un incremento da 100 a 200 stalli. Il park Pattinodromo sarà realizzato limitatamente alla superficie, senza piani interrati per motivazioni tecniche e logistiche. Il park di via Dandolo, quartiere San Zeno, infine verrà realizzato con 150 stalli. Contestualmente Parcheggi Italia ha rinunciato al contributo pubblico di 2,6 milioni di euro grazie ai minori costi di realizzazione del park Pattinodromo. Il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso esprime profondo cordoglio alla moglie Gabi e a tutti i familiari per la scomparsa avvenuta oggi del maestro Renato Casaro, figura leggendaria dell'arte del manifesto cinematografico e grande amico del museo. La notizia, si legge in una nota, giunge con particolare tristezza per l'istituzione trevigiana, che proprio grazie alle generosità del maestro è custode di un prezioso nucleo della sua opera e gli ha dedicato una sala permanente presso la sede di San Gaetano. Renato Casaro ha donato allo Stato italiano e al Museo Nazionale collezione salce, disegni, bozzetti, manifesti e locandine che ripercorrono la sua pluridecennale carriera internazionale. La sala Renato Casaro è e sarà ancora di più un omaggio alla sua arte, un luogo in cui il pubblico può conoscere e approfondire l'intero processo creativo dei suoi capolavori attraverso mostre monografiche tematiche. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.